Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video rispetto al mercato. Batman napoletano, come state qua giù? Spero tutto bene. Avete passato un buon inizio di giornata? Spero proprio di sì. Qua sto registrando? Ok. Allora, giù questo video riguarda il fantacalcio. Io sono andato a fare l'asta di riparazione, ho finito l'asta di riparazione e penso di aver fatto un buon mercato, un buon mercato. Vi dico gli acquisti che me li ricordo più o meno bene, tutti quanti, e poi se mi viene in mente, se mi vengono in mente, perché mo tengo diverse cose che mi ballano pagato, vi dico anche le cessioni che sono andato a fare. Allora, vai giù. Allora, a Porta sono andato a prendere Sommer, poi sono andato a prendere Caprile e Provedella. Sono andato sui tre titolari. Penso che Provedella e Sommer faranno due giornate per uno, si alterneranno. Poi Caprile lo metto se tutte e due i portieri si sono fatti male, ma non penso. Ma vabbè, se no lo vado anche ad alternare se uno tra Provedella e Sommer si fa male, lo vado ad alternare 2 e 2. Ma vabbè. Poi Zappa, cioè, poi ho venduto, scusate mi sono confuso, poi ho venduto a Porta Milinkovic, Meretta e Audero. Poi sono andato a prendere a difesa Spinazzola, Di Marco e poi Spinazzola, Di Marco e poi ho preso più e basta, questi sono andato a fare, non mi ricordavo che ci stava qualcun altro. Ho svincolato Lucumi e Albiol. Poi sono andato a prendere a centrocampo, ho acquistato allora ho acquistato Zielinski, come si chiama, il lato Vergara e basta. Poi in attacco, poi oggi ovviamente mi fate sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, mi dite che cosa ne pensate. Poi sono andato ad acquistare in attacco Pio Esposito, poi sono andato ad acquistare Raspadori e basta. Io ho venduto Ken e che ho venduto più? Ma ricordo, però vabbè. Poi sono arrivato dall'Assa io che ero quello là che ne aveva di più di tutti, aveva più fantamilioni di tutti e che diciamo che sono andato un po' a risparmio quando ho fatto l'asta in estate. Avrò speso magari di più per Kevin De Bruyne che ora è infortunato, non lo sono andato a svincolare perché sto aspettando che rientra, però se magari se magari non rientra per aprile, ma fine metà marzo, inizio aprile, lo chiedo di fare, chiedo a chi ha creato l'asta di fare uno strappo alla regola e di fare di creare un mercato momentaneo e andare a prendere a Kevin De Bruyne, cioè andare a svincolare a prendermi uno degli scarti che è rimasto. Poi vai tu, secondo me, poi aspettate, vai tu. Piccola parentesi, chi è arrivato, quello là che ha avuto meno fantamilioni e aveva una 30-40 fantamilioni, infatti doveva svincolare 4-5 giocatori ed è riuscito a raccimolare circa 80-90 fantamilioni. Forse è arrivato pure a 100, ma ricordo. Ma vabbè. Poi vai tu, secondo me il mercato che ho fatto è da 10 perché andando a prendere P. Esposito, Zielinski, Raspadori, Sommer, Provedella, poi a difesa Spinazzola e l'altro che non mi viene in mente il nome, l'ho mai già scudato. Secondo me da terzo o quarto, non mi ricordo in che posizione mi trovo, posso concludere al secondo posto.
Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao a tutti. Questo video è stato fatto in collaborazione con World of Football. Ciao a tutti.